Ai soggetti più deboli, tra gli 80.000 veneti vittime del dissesto di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, la Regione Veneto conferma, anche per il 2019, un ulteriore stanziamento destinato al Fondo per la tutela dei risparmiatori, ma annuncia contestualmente un giro di vite sui controlli. Controlli che servono a dare trasparenza all'utilizzo del Fondo di solidarietà regionale, scoraggiando un eventuale uso improprio che possa dare origine a qualsiasi business dei rimborsi. Una pronta risposta ai dubbi sollevati recentemente sulle modalità di utilizzo del Fondo Indennizzi Risparmiatori da parte di alcune associazioni e studi legali che si sono mobilitati per difendere gli interessi dei propri assistiti. La Regione Veneto aveva già istituito 2 anni fa un fondo per sostenere le spese legali dei cittadini con particolare difficoltà, una iniziativa di carattere sociale che intendeva valorizzare le forme aggregative finalizzate alla tutela dei diritti dei risparmiatori danneggiati. Per questo era stato istituito un bando regionale selezionando i soggetti, comitati ed associazioni solo se in possesso di precisi requisiti. Non si tratta quindi dei rimborsi previsti dalla nuova legge recentemente varata che consente ai singoli cittadini di attivare la richiesta di contributi economici attraverso una specifica domanda. Si tratta dei fondi messi subito a disposizione alle associazioni dalla Regione Veneto all'indomani dell'inizio della crisi. Avevamo dato dei finanziamenti, dei contributi a queste associazioni, mi sembra che siano 11 circa in tutto il Veneto, che dovevano avere determinate caratteristiche. Abbiamo riconfermato per il 2019 altri 300.000 euro in assestamento, quindi alla fine dei 3 anni sono circa 1.100.000 euro, sempre ad associazioni con determinate caratteristiche, però nulla a che fare con i discorsi che noi oggi sentiamo rispetto appunto a avvocati che chiederebbero percentuali, anzi noi saremmo molto ferri e se abbiamo o sentiamo situazioni di questo tipo faremo i controlli e li denunceremo a chi di dovere.